se necessario. Come devo fare l'intervento? In italiano, in inglese, in veneto, in catalano, in tedesco? Vabbè, allora lo facciamo in italiano e dopo tradurremo. Quando ci siamo incontrati nel 2013 per iniziare il percorso dell'Accademia della Buona Creanza, avevamo intenzione di impostare un discorso di tipo scientifico, perché avevamo intuito che la ricchezza che è contenuta nelle varietà della lingua veneta rappresenta un veicolo importante non solo per riscoprire ciò che siamo stati, ma soprattutto per dotarci di arnesi culturali e mentali che ci permettano di meglio affrontare i temi che dobbiamo affrontare nel futuro. Devo dire che eravamo molto concentrati sull'arte e sulla cultura. Abbiamo noi stessi scoperto con un certo stupore quanto invece fosse tecnicamente e scientificamente importante lo studio proprio della lingua veneta in tutta la sua ricchezza e anche nelle sue varianti, che offrono chiavi di accesso veramente eccezionali praticamente ai tre principali gruppi linguistici europei, che sono quello romanzo, quello tedesco e anche, ovviamente, se ci pensiamo, quello slavo. Alla luce di queste circostanze abbiamo cominciato un percorso scientifico che ci ha avvicinati all'Università di Francoforte e all'ottimo lavoro compiuto da decenni dal progetto Eurocom per la intercomprensione linguistica, che per ora, poi il professore ne parlerà, è soprattutto un progetto romanzo e germanico. Sì, ma poi lo lasciamo al padre del progetto, che è il professor Stegman, e il professor Stegman si è reso ben disponibile assieme al professor Klein, purtroppo non più tra noi, e per valorizzare fra le altre lingue romanze anche questa. Quindi diciamo è stata per noi una grande avventura culturale, scientifica. Pensiamo di aver scoperto tutti qualcosa di più dentro di noi con questa cosa, siamo felici di averlo fatto e siamo convinti che potremmo fare ancora molta strada insieme. Professor? Yeah. Grazie Presidente. Così. Morcellin, prego. Sì, i sette tamisi è la versione veneta di una teoria completa, che è la teoria dei sette setacci, poi ne parlerà meglio il professor Stegman. È una teoria che in questo caso, con questo manuale, inserisce il veneto nel contesto delle lingue europee. In particolare questo volume confronta la lingua veneta con altre 6 lingue importanti a livello europeo, cioè il francese, lo spagnolo, l'italiano, il catalano, il portoghese ed il romeno. Ci sono poi anche elementi di confronto con l'inglese e con il tedesco in qualche, diciamo, contesto precisamente lessicale. La cosa importante è assolutamente ragionare sul fatto, prima di tutto, che la lingua veneta, e questa è una dimostrazione più che concreta e tangibile, è una lingua che può fare scienza. Quindi con la lingua veneta si può fare scienza e si può fare un manuale universitario di 270 pagine. Di questo si tratta. Un confronto continuo con le altre lingue, quindi il veneto, e questo è il sottotitolo, diventa la chiave per capire tutte le lingue romanze, proprio per la sua varietà, perché il veneto è un microcosmo che rappresenta il macrocosmo delle lingue europee, quindi tante volte una varietà di un luogo o dell'altro si rispecchiano magari una volta verso lo spagnolo, una volta verso il francese. Per esempio la parola tamisi, per fare un esempio molto semplice, in italiano si dice setaccio, ma la parola veneta tamiso corrisponde esattamente al francese le tamis, che si scrive appunto tamis, ed è esattamente la stessa parola. Quindi il patrimonio veneto è un incremento molto importante, lo dicono molti docenti, anche a Ca' Foscari c'è il professor Balboni che dice il patrimonio veneto è un patrimonio gratuito che dovremmo utilizzare ed è assurdo non utilizzare questo patrimonio linguistico. Quindi questo è frutto di una ricerca sul campo fatta con i corsi di Veneto, dove le persone di tutte le province del Veneto, di tutte le province, oltre 500 persone, hanno partecipato a questi corsi e quindi hanno conferito le proprie competenze in un manuale che poi ha condensato, ed è il primo vero manuale che condensa uno studio sulla lingua veneta
scritto in lingua veneta e che attraverso la lingua veneta apre al multilinguismo europeo. Bene, un ringraziamento alle oltre 200 persone che ci stanno seguendo in questo momento su Facebook. Professor Stegman, a lei la chiusura e anche la spiegazione dei 7 talenti. Prego. Bene, questo libro è certamente una cosa un po' eccezionale per varie ragioni. Prima che sono, come ha detto Mocellin, 270 pagine di scienza scritta in Veneto e così inserisce il Veneto come si dice, a livello uguale col francese, con lo spagnolo, con le altre lingue, così è la porta aperta perché tutti gli altri europei vedano il Veneto come un uguale suo. Dopo è una cosa speciale che anche il contenuto sia importante, non soltanto come simbolo di un libro scientifico in Veneto. Lo facciamo anche vedere nel frattempo, cioè molto denso di studio, di confronti, sono centinaia, anzi migliaia di esempi, parole, contesti sintattici, cioè non è solo una copertina, Manuale linguistico. È un manuale. È un manuale e una certa logica che questo manuale che posa di rilievo il Veneto sia scritto in Veneto anche. Non è parlare in un'altra lingua sopra il Veneto, ma utilizzare la stessa lingua per darsi conto del livello del Veneto. E è un libro che non vede al passato, ma che vede al futuro. Vuol dire che è una porta, come ho detto, che apre il futuro e la modernità per il Veneto. Non si tratta di una cosa storica che prende il suo valore dal passato, ma che prende il suo valore come strumento per il futuro e per un futuro non folclorico, non di turistico, ma di modernità su un metodo che è il metodo più moderno per far vedere come è facile introdurre il Veneto dentro delle altre lingue importanti. E un terzo punto è un punto che la neurolinguistica ha messo di rilievo. Avere una lingua di più a disposizione qui nel Veneto è un grande vantaggio anche per la ginnastica cerebrale. Le neuroni funzionano con ogni nuova lingua funzionano migliore. Sempre dico il casco, il capo non è una cavità dove entrando lingue arriva un momento che si piena la cosa e che tu dici a che serve il Veneto? Soltanto ci ompia lo spazio. No, è al contrario il modello del muscolo. Più lingue hai dentro, più hai messo in funzionalità perfetta il tuo cervello, le combinazioni neuronali ogni volta con ogni lingua sono migliori. E così perché non utilizzare la lingua più vicina qui, che è il Veneto, per avere anche questo effetto di miglioramento delle capacità umane. Come dice Einstein, abbiamo tanto spazio nel cervello che non utilizziamo bene, dunque qui una opportunità con il Veneto di far meglio e
non fare una cosa folclorica, ma una cosa che davvero è valuosa. Il Veneto è valuoso per gli italiani che vivono in questa regione per tutte queste ragioni. La lingua veneta è un valore aggiunto, abbiamo capito. Scusate. Allora, io direi che adesso, se avete delle domande sul testo, le facciamo adesso e poi alla fine spieghiamo un'iniziativa che avverrà invece fra qualche settimana. Allora, Signori, quale lingua veneta? Perché ce ne sono talmente tante, abbiamo sentito, l'avete detto anche voi. In che lingua veneta è scritto e la difficoltà che si sa di tradurre la lingua veneta, che è soprattutto lingua orale, in lingua scritta. Rispondo io. E anzitutto dire che la lingua veneta sia una lingua principalmente orale è vero solo se ci fermiamo alla nostra memoria umana e familiare. Appena uno scopre cos'è la letteratura veneta si rende conto della mole vastissima non solo di letteratura ma anche di documentazione di ogni tipo. Ci sono trattati internazionali già scritti in varianti venete, non solo il veneziano, tante volte molti trattati, per esempio un trattato di aritmetica è in trevisano, un trattato di astronomia è in padovano. Lei giustamente dice qual è la lingua veneta e in realtà stiamo ponendo un problema che si è posto per tutte le lingue. Per esempio per il francese, qual è la lingua francese? L'Académie française ha scelto che il francese è il parigino, cioè ha eletto la lingua di tutti, di standard, quello che era il parlato di circa il 2-3% della popolazione francese. Nel caso veneto invece il problema è opposto. In realtà c'è già uno standard che si chiama Veneto, il Veneto centrale sostanzialmente, al quale aderiscono, questi sono gli studi che emergono anche dai nostri corsi fatti in tutte le zone linguistiche, quindi abbiamo tracciato anche delle isoglosse si chiamano, quindi per capire le diverse aree. Questo manuale utilizza uno standard che è lo standard del Veneto centrale che viene compreso come proprio dal 75% dei parlanti. Nelle altre aree, che sono l'area appunto per esempio del sud, quindi il Rodegino, Bassa Veronese, Bassa Padovana, Bassa Vicentina, poi il Sinistra Piave, il Bellunese. Se vogliamo andare, ricordiamoci, c'è il Veneto parlato anche in provincia di Pordenone, in provincia di Gorizia, in provincia di Trieste, in Istria, in Messico, quindi in Brasile a Cipilo, in Brasile, dove è riconosciuto l'italiano dal novembre 2014 come patrimonio linguistico della Federazione Brasiliana. In tutti questi contesti ci rendiamo conto che c'è un centro linguistico. La nostra fortuna del Veneto è che questo centro linguistico non corrisponde, come nel caso del francese, al 2% della popolazione o come nel caso anche, se vogliamo vedere, dell'italiano stesso, perché Dante quando scrive De Vulgare Eloquentia non dice lo facciamo sul toscano, qui dice lo facciamo non sul toscano ma sul fiorentino, ma non tutto, sul fiorentino della classe alta, oltretutto emendato e arricchito. Quindi nel nostro caso l'operazione paradossalmente, può sembrare paradossale, ma è un'operazione appunto alla veneta, non è un'operazione centro-periferia, ma è un'operazione di quantità vastissima. Il Veneto è anche urbanisticamente una rete e linguisticamente è una rete. Questo manuale contiene il primo e al momento unico studio del sistema linguistico veneto completo. Quindi è stata elaborata una teoria del multistandard, quindi c'è uno standard principale che non è inventato, è un dato di fatto scientifico, emerge proprio dallo studio dei sistemi linguistici e poi ci sono degli standard locali. Questo se ne parlava anche ieri con il professore. Anche altre lingue di più recente codificazione come l'occitano hanno un macro standard principale e poi ci sono dei substandard che si possono scegliere. Quindi un bellunese con questo sistema potrà scrivere esattamente il suo proprio bellunese, permanendo comunque l'esistenza di un sistema lingua veneta. E comunque esiste un minimo comune denominatore che gli permette, quando arriva qua alle legazioni brasiliane, di parlare e di capirmi senza alcun tipo di problema. Questo per quanto riguarda la lingua. Per quanto riguarda invece la traslitterazione, cioè come è stato scritto fisicamente, quindi... Anche questo si è operata una scelta sulla visione che diceva anche il professor Stegman prima, che è una presa dal passato nella tradizione alla veneta, cioè ciò che funziona nella tradizione è stato perfettamente conservato, ciò che nella tradizione di scrittura veneta era uguale ovunque, è rimasto uguale in ogni caso. Quindi per esempio che si scrive CHE non si scrive con la K, perché questo era il consensus operava questo.
Nei casi in cui ci fossero state delle diversità si è acceduto a una visione più scientifica, quindi quando c'era un dubbio nella tradizione si è arrivato a una visione scientifica. Per esempio c'è l'utilizzo, a partire anche dallo studio dei testi veneziani, padovani, vicentini, ma anche bellunesi, anche rodegini, anche veronesi e anche dell'estero oltretutto, e si è acceduti a una scrittura che funzioni per una lingua che oggi allo stato di fatto è parlata da 7-8 milioni di persone in 5 diversi stati. Quindi una scrittura internazionalizzante, per esempio il suono Z, il famoso Z, che a volte si trova scritto con la Z, a volte si trova scritto con la X. Ecco, abbiamo scelto, puramente per questione scientifica e internazionalistica, di utilizzare la lettera Z. Per questo perché è la stessa Z dell'inglese, del francese, dell'alfabeto fonetico internazionale, del portoghese, delle lingue slave, quindi c'è veramente una quantità di, dico sempre versi si scrive con la Z come in inglese crazy, è esattamente lo stesso suono. No? Quindi questo ci aiuta, anche aiuterà i veneti ad aprirsi una visione linguistica plurima e internazionalizzante. Questo è insomma il ragionamento che abbiamo operato. Mi piacerebbe distribuire il catalogo dei Sì, 35 volumi dell'Eurocom. È una collana completa dove il Veneto proprio si inserisce in traduzioni in diverse lingue. Il volume 20 è questo Veneto e c'è un catalogo per ognuno. Io volevo sapere, Marco, lo studio è stato finanziato dal Consiglio regionale? No, è uno studio completamente autofinanziato, finanziato dai privati. però avrebbe le caratteristiche per, in questo momento, Però allora vorrei dire una cosa, Sì. è vero che è autofinanziato e il Consiglio regionale non ha messo neanche il microcentesimo, però il governo federale tedesco, a cui la cultura interessa, ha messo un contributo non gigantesco per la pubblicazione nella tipografia universitaria di Aachen, mi pare. Sì, di Aquisgrana, no? esatto. Di Aquisgrana. premesso, mi guarda una contributo. Noi che ve lo mandato, no. Ripeto, ma giusto, giusto. siccome probabilmente la cosa potra avere anche un proseguo, valuteremo e vedremo. Volevi la polemica, volevi la polemica. Poi la seconda cosa che volevo chiedere era questa: che tipo di uso può essere fatto di questo manuale? Cioè, per esempio, prevedete utilizzo in corsi scolastici, cose di questo tipo? Rispondo anch'io in questo caso, da una piccola precisazione. Il lavoro è stato fatto in tandem appunto con l'Università di Francoforte, che mette anche il logo della Goethe Universität di Francoforte, e appunto l'Accademia della Buona Creanza, quindi una collaborazione scientifica diciamo di questo livello. E, dicevo, sì, l'utilizzo di questo manuale prima di tutto può essere utile per i veneti che sono già venetofoni, ma anche per gli stranieri. Abbiamo avuto anche degli stranieri che hanno fatto i corsi per apprendere la scrittura e la forma del veneto. Quindi studiare la propria lingua significa conoscerla, specialmente se è la propria lingua madre, che neurolinguisticamente, come diceva il professore, è la lingua matrice, matrice, quella che forma il nostro cervello. È già un metodo di studio personale, prima cosa. Seconda cosa, una persona che volesse, che è venetofona, che parla veneto, che volesse imparare il portoghese, anche nel mio caso, anche il francese, tramite questo manuale che è scritto in veneto ma confronta il veneto comparatisticamente con queste altre 6 lingue, potrà accedere facilmente, più facilmente, a queste 6 lingue, singolarmente o anche insieme addirittura. Questa è la proposta del metodo dei 7 setacci, che è usato anche per altre lingue, chiaramente. Il terzo valore, che è molto più tipico di questo elemento, è che finalmente con questo manuale si potranno non solo fare dei corsi per studenti a livello universitario, ma anche formare degli insegnanti che possono poi a scuola parlare di veneto, scrivere il veneto con un sistema unico, che però sa valorizzare contemporaneamente sia il macrosistema che anche la parlata locale, perché è un sistema completo, ecco, alla veneta. Siamo qua a presentare il libro perché comunque questo spazio del Consiglio regionale è a disposizione di chi vuole utilizzarlo, ma avendo questo testo caratteristiche che ci interessano molto, naturalmente lo spazio viene dedicato. Prima qualcuno chiedeva, ma anche testi o altro. Sul sito Lingua Veneta presentato qualche settimana fa stiamo caricando materiale anche importante e voluminoso, guardando al passato e facendo capire quanto è importante e quanto materiale c'è scritto in lingua veneta, ma serve anche per chi sta studiando e chi guarda, come diceva il professor Stegman, al futuro, perché appunto la lingua non è assolutamente una lingua in decadimento, anzi tutti i numeri
tutti i numeri e anche i sondaggi che emergono dall'utilizzo della lingua veneta fanno capire che questa lingua è assolutamente in ottimo stato di salute. Altre domande? Vi siete trovati con alcuni termini tipici veneti di difficile traduzione? Non so, io dico freschin e questo mi è sempre, è una domanda che io sempre ho, ma come traduco io? Non lo so, uovo andato, freschin, cioè ci sono dei termini talmente belli e colorati della nostra regione, però che è molto difficile da tradurre con un altro termine omologo. Questa è la domanda che faccio. Lei apre una porta che porta a un portone, perché qualunque traduzione è sempre una approssimazione al termine originale. Noi abbiamo questi problemi con l'inglese, no? Che vengono inclusi, oppure Heimat, è inconcepibile tradurli, e ogni lingua è in grado di generare concetti autonomi rispetto agli altri. Andiamo per approssimazione. Ad esempio ci sono le parole in italiano che potrebbero forse avvicinarsi, ma non potranno mai rendere la complessità dell'associazione mentale che genera una singola parola. In realtà la vera soluzione a questa questione è conoscere più di una lingua. Noi non desideriamo che la gente parli veneto, non desideriamo che la gente parli italiano, desideriamo che la gente parli anche veneto, anche italiano, anche inglese, anche tedesco, perché ogni lingua aiuta a capire le altre. La cosa più bella di questo volume è che ti apre la mente, ti aiuta a capire anche altre lingue, è un'autostrada verso tutte le lingue. Posso dirlo, sì? Assolutamente sì, penso che sia... Era questa l'idea. Era questa, appunto, come Stegman, queste cose che penso le ha predicate in tutti gli anni di insegnamento. Se non ci sono altre domande sul libro, passerei invece a annunciare... Adesso il libro è stato edito e verrà distribuito, sarà... Al momento è appunto, essendo una collaborazione Francoforte Accademia Buona Creanza, al momento diciamo, abbiamo l'esclusiva tra virgolette per questa pubblicazione insieme alla casa editrice Shaker, quindi in ogni caso abbiamo delle copie. Abbiamo delle copie qui. Abbiamo delle copie. Uno che fosse interessato lo trova nelle librerie? Ci può contattare direttamente, essendo una pubblicazione diciamo nostra, appunto scientifica, esatto. Pubblico Ha una propria, come dire, anche perché le copie sono limitate, si può trovare, sì. Ma volentieri vi no, ma adesso dicevo, passato il libro, Alessandro spiega anche, il Presidente, un'iniziativa che appunto vedrà un approfondimento tecnico-scientifico linguistico verso la metà di febbraio per appunto ragionare e guardare al futuro della lingua veneta. Sì, il giorno 18 febbraio, sabato 18 febbraio, ci sarà questo convegno internazionale sulla lingua veneta. Abbiamo chiamato il primo convegno internazionale sulla lingua veneta perché è il primo che contiene il sintagma lingua veneta in maniera chiara e proprio come dire, titolativa quasi. Non so se ho inventato un termine, ma la lingua è anche creazione, no? Quindi costante. È costante creazione. D'altronde la parola freschino non poteva che nascere in Veneto, se ci pensiamo bene, no? Gli eschimesi hanno le famose 44 modi di chiamare la neve perché hanno 44 tipi di neve diversa. Noi chiaramente la vediamo forse una volta all'anno, quindi vabbè. Comunque, a parte questo, si tratta del primo convegno internazionale sulla lingua veneta e abbiamo l'occasione, oltre ad avere appunto il professor Stegman che parlerà in entrambe le sessioni, sia quella mattutina che quella pomeridiana. Dove? Avremo a Campo San Piero. La sessione mattutina sarà riservata agli studenti e agli insegnanti e la sessione pomeridiana sarà appunto invece aperta a tutti. Ci sarà anche il dottor Bacialli che farà appunto il moderatore, esatto, il chairman. Al mattino avremo anche, sia al mattino e pomeriggio avremo anche il professor Mosley, che è il primo linguista dell'UNESCO e che è l'autore dell'Atlante mondiale delle lingue per l'UNESCO. Poi avremo il professor Ferguson, che ha scritto Storia linguistica di Venezia, Linguistic History of Venice. Avremo poi al mattino anche il professor Balboni e il professor Serraggiotto di Ca' Foscari, che appunto parleranno della parte mattutina, si parlerà di lingue e apprendimento,
e nel pomeriggio si parlerà di lingue e riconoscimento, e quindi con una prospettiva più, come dire, più ampia nella seconda parte pomeridiana, anche con il professor Bertolissi ci sarà dell'Università di Padova. E al pomeriggio avremo anche degli studiosi da altre università dall'estero, dal Galles e da Amsterdam, oltre che dall'Istria. Avremo la dottoressa Susanna Todorovic che ci parlerà proprio del rapporto tra istro-veneto e istro-sloveno, quindi una prospettiva che ci porta a livello, diciamo, internazionale proprio dal punto di vista linguistico. La cosa ancora importante da ribadire è che questo evento è una collaborazione, nasce da una collaborazione tra l'Accademia della Buona Creanza, Accademia della Lingua Veneta, che è il Dipartimento di Linguistica Interna, diciamo l'Accademia della Buona Creanza, e è fatto con i Rotary di Campo San Piero, il Rotaract di Campo San Piero ed altri che collaboreranno, ed ha ricevuto anche il patrocinio del distretto Triveneto di Rotary, il distretto 2060. Ecco, quindi si tratta di un'operazione che abbiamo desiderato molto partire dal mondo accademico e dal mondo sociale, cioè dalle persone che sono proprio sul territorio e che si interessano di divulgazione, di cultura, di scienza, anche di società sostanzialmente, in modo che sia comprensibile come il fenomeno linguistico è sostanzialmente un fenomeno di emersione proprio dalle persone, emersione democratica sostanzialmente, e poi giustamente arriva il momento in cui la cosa viene percepita e vista anche a livello istituzionale, dove appunto ha comunque una sua sede di riferimento, chiaramente. Quindi, il Presidente Campo San Piero dove? allora, viene fatto presso chiedo scusa che controllo, l'auditorium dei Santuari Antoniani, dove c'è una disponibilità abbastanza ampia, perché saranno esposte ci sarà anche una piccola mostra sull'alfabeto veneto interpretato in pittura dall'artista vicentino Gabriele Scotolati. Ci saranno appunto questi eventi, conferenze stampe in quel caso, quindi potremmo insomma vedere la lingua veneta da diversi punti di vista internazionali, interni. Ci saranno anche dei ragazzi che porteranno dei lavori per le scuole. È stata fatta nel frattempo con l'episodio della Pimpa in lingua veneta, la Pimpa la va a Venezia con la casa editrice Panini e Francesco Tullio Altani, quindi c'è un'emersione del fenomeno molto ampia e decisamente, come si dice, aperta. Questa è la lingua veneta. Campo San Piero, Veneto Centrale. Vedi? No, eventualmente poi anche di questo Convegno in facciamo. italiano, in inglese, in veneto? Allora, sarà in libertà di tutti. Il professor Mosley parla inglese e invece tutti gli altri docenti parlano anche italiano. Dicevo, al mattino mi sono dimenticato, ci saranno 160 studenti delle scuole superiori, da quello che sappiamo di Campo San Piero e di Piazzola sul Brenta, che verranno ad assistere alla parte iniziale, cioè su lingue e apprendimento linguistico. Questo convegno è il 18 appunto di febbraio, lo ripeto, abbiamo fatto il 18 perché poi 3 giorni dopo c'è la giornata mondiale UNESCO della lingua madre, e quindi tutto è impostato sul fatto di Veneto come lingua madre. Ecco. Ulteriori domande? Poi facciamo avere appunto anche su questo magari qualche bene. Signori, grazie. E adesso appunto anche una copia del volume, così impariamo approfondire. qual è la lingua veneta che dobbiamo parlare. No. Allora come si presenta quel Veneto che parlate? Esatto. È quello. Presidente, allora chiedo un minuto. Prego. Chiedo un minuto. No, perché l'ho detto. No. Allora, quando ne abbiamo parlato con i professori, uno degli elementi centrali che è emerso subito è il particolare interesse scientifico che presenta questa lingua per la sua eccezionalità di essere una lingua nel punto di frattura delle 3 principali famiglie linguistiche europee. Non c'è un altro posto così in Europa. Da una parte abbiamo la famiglia slava, che voi sapete quanto è importante per noi. Dall'altra parte abbiamo la famiglia tedesca, e voi sapete fino a dove arriva, perché ci sono i cimbri, tanto per fare un esempio, e ovviamente siamo inseriti nella famiglia romanza. All'interno del Veneto ci sono alcuni suoni che sono stati captati per queste famiglie e che lo rendono un veicolo e un vettore verso ciascuna di queste famiglie. Pertanto la eccezionalità del Veneto è proprio una sua duttilità e flessibilità, che è la fortuna di non essere stato
codificato nell'Ottocento come è successo alle lingue caserma e reggimento del passato, mentre noi cercheremo di andare verso un mondo di apertura, francamente, se possiamo, e questa complessità di suoni ci dice che tutto è veneto, ma in una maniera non rigida e non come questo palazzo, che non può reggersi su fondamenta come potrebbero essere a Padova, ma scorre leggermente di qua e di là per potersi reggere nei 500 anni, credo, che è rimasto in piedi e probabilmente reggerebbe anche qualche scossa tellurica. Quindi puntiamo a una galassia, a un universo, a una intercomunicazione, più che non all'imposizione della lingua del re. Tra l'altro, prima Alessandro diceva che l'italiano, arrivando su Berzetto riconosciuto come patrimonio, anche in Croazia il percorso del riconoscimento dell'Istro Veneto è in atto ed è anzi a buon punto. No, dicevo, la mia affermazione nasce da È questo. stato chiaro. Sì, sì, assolutamente. Perché se io, che sono di Venezia, parlo con i miei suoceri che sono di Vicenza, se io parlo con loro li capisco, ma se parlano tra di loro io non li capisco mica. Dico tante volte che si dice ma non No, è no, vero. no, Si dice ma non è vero, si capisce, si capisce. ci sarà una parola magari che sfugge, ma questo è normale in qualunque lingua, cioè ci sono dei termini anche in italiano che uno guarda cosa vuol questa roba. Faccio molta fatica. Beh, è anche dovuto al modo in cui uno Alla fine del parla. pasto dove si produce. Anche i miei vicini in Germania dicono che quelli dell'altra popolazione non ne capiscono, non è vero. Se dopo si parla però più lentamente, scandendo bene le parole, È soltanto che sentono una cosa un piccolo strano. ma neanche parlando lo stesso dialetto, la stessa lingua, Sì, se può uno essere, si mangia le parole non si capiscono. quindi- Trattandosi di suoceri, capito perché. È quello il problema. Però io ho riscontrato il problema linguistico è anche Ho riscontrato una cosa parlando con delle persone che proprio 2 minuti prima stavano dicendo so da Vicenza, basta andare all'Omigo, non mi capisce più, e dopo 5 minuti stavano parlando di viaggi, guarda, sono andai in Barcellona, capivo tutto, da Vicenza all'Omigo no, non si capisce, in Barcellona capisco tutto. Chiaramente c'è un gusto per il sensazionalismo che voi conoscete anche lo stesso voi. problema che ho avuto quando sono andato a fare un viaggio in Israele, che con gli israeliani riesco a parlare in inglese. Io parlo inglese molto basico, però riuscivo a capirmi. Se parlo con uno in madrelingua inglese, o se... Ma è un problema diverso perché la profondità della lingua madrelingua è infinita. Ai nostri giovani, una persona un giorno mi ha detto: mio figlio vive ad Amsterdam e parla inglese. Io ho detto sì, parla inglese, anch'io parlo inglese, ho certificazioni eccetera, ma la questione è un'altra. La lingua inglese è una lingua di superstrato e quindi è molto superficiale. Non potrai esprimerti se non a livello veramente puramente cerebrale, intellettuale, quasi intellettualoide in inglese, ma quando gli inglesi scrivono in inglese è un'altra cosa dall'inglese che noi crediamo di sapere. È una questione di profondità. Il veneto è la nostra lingua di profondità, perché ci piaccia o meno, se l'abbiamo imparato dentro i 6 anni è una lingua madre del nostro cervello e dobbiamo trattarla come tale, perché anche a livello neurolinguistico si stanno facendo degli studi. Una persona che non riconosce e che addirittura disdegna la propria lingua madre, ed è una cosa oggettiva, non politica o neanche scientifica, disdegnando la propria lingua madre si verificano dei problemi di apprendimento delle lingue in generale. Quindi la propria madre deve essere amata, e se è la tua lingua madre devi amarla e impararla. Però voglio spendere una lancia a vostro soccorso. Voglio solo dire questo: è chiaro che se è stato inculcata l'idea che esiste solo un modello, una received pronunciation, e quello è l'unico modo in cui si può parlare, tutto quello che si discosta leggermente è male, capisco che possa essere un problema se uno invece di dire avago dice avo, allora diventa un problema. Però non possiamo pensare di andare incontro a un mondo di 220 stati e quante migliaia di lingue, è vero, 6.000, 7.000 partendo dal presupposto che lo spostamento del tono di una vocale impedisce la comprensione dell'altro, professore, o sbaglio? Sì, non può essere così. Questo però non è un grosso errore che si fa soprattutto a livello scolastico. I programmi scolastici purtroppo li fa qualcuno che invece vuole standardizzare
Questo crea un ostacolo molto importante. Nel momento in cui c'è questo pregiudizio monolinguistico e anche di monostruttura di una lingua, come se noi sapessimo l'italiano. Io vorrei sapere qui dentro chi parla l'edizione standard, chi di noi dice ieri sera andai, chi lo dice? Io volevo spezzare una battuta, siccome io sono insegnante Sì. di dizione fonetica, Sì, quindi sento che intanto il giovanotto ha una buona, cioè, solo tenore lirico ho dovuto ha imparare una anche buona quello. dizione, quindi vuol dire che Quando alla canta, scuola, specialmente dopo una certa che ora, anche quando dicevi della zecca, Sì. ho detto mettiamo la zecca, sì, ma anche la zecca in fonetica ha due suoni diversi. In fonetica italiana. Solo in lingua italiana la lettera Z rappresenta due suoni, le affricate Z e Z, che è necessario distinguerle in Veneto Certo. perché non funziona altrimenti il sistema italiano. Anche in italiano non funziona. Razza come pesce e razza sono due cose diverse. Quante volte sentiamo dire un episodio di... Lei ha mai sentito dire qualche volta al giornale un episodio razzista? Un episodio razzista è un episodio in cui qualcuno ha sparato dei razzi. Non è italiano quello, non è corretto. Quindi la cosa interessante è che dai corsi di Veneto, proprio perché si approfondisce non solo la lingua veneta, ma il fenomeno linguistico in sé, le persone, ve lo posso garantire, giurare, ve lo scrivo anche, le persone escono da un corso di Veneto con l'Accademia con il desiderio di imparare la dizione italiana perché a un certo punto i conti non tornano più e poi anche di fare un corso di inglese, di francese. Dovrebbe già essere elementare, perché Ma se non io è sono così. italiano, Gli insegnanti- voglio riuscire a girare una manovella che quando voglio sono veneta anche a me, Sì. ma quando io giro una manovella perché mi va di parlare in maniera corretta sono in grado di farlo perché io sono italiano. Deve Questo essere non così. avviene. Deve essere anche con l'inglese, per me vale la stessa cosa. Certo. Quando parlo italiano tendo ad utilizzare i suoni corretti, quando parlo inglese non voglio che si sappia da dove vengo perché è un omaggio a quella lingua. Allo stesso modo quando parlo veneto pretendo che non ci siano le macchiette stereotipate della televisione che sono ma ci sono perché non inguardabili. siamo in grado. Lei provi a vedere qualche, adesso esclusi tutti i presenti, ma qualche politico nostro che da qui va a Roma in un'intervista al TG Nazionale, insomma qualche risatina me la faccio dire. E chi non si ricorda di Mita? Sì. Cioè, ma sì, Tuttavia sì. lei pone il dito nella piaga, perché ovviamente Siamo italiani, se dovremmo noi riuscire a riconosciamo parlare le bene la nostre nostra lingue lingua. regionali, e io qui voglio parlare del siciliano, del napoletano, lingue storiche molto importanti, l'appunto dei Ripunti, grande opera napoletana del Seicento, e non parliamo della grande scuola siciliana dell'epoca in cui i catalani ne erano i signori, che ecco, se noi accettiamo che c'è una lingua locale e c'è una lingua italiana, riusciamo a fare il salto e a sapere che non dobbiamo dire sogno o chissà Queste che cosa. varietà. Ma se ci viene detto che sono uguali, ognuno di noi continua a ripetere quel suono secondo una modalità che non è italiana, ma è locale, tant'è che di fatto non esiste l'italiano, ne esistono 4 o 5, che poi quando sentiamo parlare Benigni sta parlando italiano. La regione toscana, Ah, sì. ci sono 3 suoni che non esistono in italiano. Non è italiano. Ma allora lei, si assume lei la responsabilità di andare da Benigni e dire lei non sa parlare italiano, è vero, ha ragione, sono d'accordo. Però e questo fa per fare la tara qual è la lingua italiana allora? Perché Benigni non parla italiano, non so, mi viene in mente, non so, Neanche 4, Balasso non parla italiano, Veneto non parla l'italiano standard, i romani non parlano italiano, Maurizio Costanzo famoso, no? I milanesi non parlano l'italiano, chi lo parla su italiano corretto? Cioè l'italiano ha un suo standard, quindi qual è, dicevo prima, qual è la lingua veneta? E io posso chiedere allo stesso modo, è un problema di tutte le lingue, qual è la lingua italiana? C'è una lingua italiana? Sì, è scritta. Ma mi ricordo la presidente Nicoletta Maraschio dell'Accademia della Crusca, in un'intervista, io sono rimasto esterrefatto di 4-5 anni fa, quando era presidente ancora, e lei non utilizza la dizione standard della lingua italiana. Allora mi chiedo, ma la nostra lingua italiana esiste solo perché è scritta? No, la lingua italiana è la sua varietà ed è la sua potenza, come la potenza del Veneto è la sua varietà. Il Veneto è una lingua di acqua, non è una lingua di pietra, dove c'è un monolite ed è così. I francesi possono ragionare così oggi, nel Veneto no, il Veneto è, cioè, siamo sull'unica città, l'unica capitale sull'acqua che esiste nella storia umana e ci chiediamo come mai il monolite, il blocco di 1 metro cubo di pietra non è un modello veneto. Non può esserlo qui, in un posto in cui tutto si muove, tutto sta in piedi, non perché è immobile, ma perché si muove. Se non si muove cade. Quindi la lingua veneta si deve muovere, altrimenti vuol dire che è morta. Dico sempre quello che non varia
rinascere e ciò che è morto. Tutto qua. Signori, grazie. Grazie a tutti. Vediamo allora una copia.